Scontro ad alta tensione, quello del Pala dalla Chiesa e Setti Carraro di Bagheria di fronte. Real Termini Recogest e Città di Acri, una partita da non sbagliare, soprattutto per la compagine termitana guidata da Giorgio Lembo che ha un bisogno disperato di portare a casa i 3 punti. Si comincia però con un'occasione per la formazione proprio di casa con l'avanzata da parte del Baby Palumbo che salta un avversario e poi calcia addosso a Gallo. Sarà un grande inizio di partita per il giovane classe 2002 che qui riesce ad imbeccare Johnny da Sosa, il quale a tu per tu col portiere avversario non riesce a realizzare. Parte decisamente meglio la squadra del Real Termini Recogest qui con Mantia che riesce a saltare un avversario, offre poi a Johnny da Sosa che scambia con lui e dopo 3 minuti e 31 di gioco passa a condurre la formazione di coach Giorgio Lembo, segna Mantia dopo una bellissima azione in tandem con Johnny da Sosa, particolarmente ispirato in avvio, ma il vantaggio dura, come vedete, 20 secondi effettivi perché su questa rimessa, conclusione di Abate che incontra una deviazione sul suo cammino, decisione che si rivela decisiva perché porta al pareggio il Real Acri che però qui deve difendersi dalla grandissima giocata di Vincenzo Lucchese che poi con l'esterno sinistro non riesce ad inquadrare la porta, sarà protagonista dell'incontro il numero 10 del Real Termini. Qui Johnny da Sosa col dribbling ai danni di Evangelista, poi si presenta a tu per tu con Gallo che imposa, gli dice di no, primo tempo tambureggiante con tante occasioni soprattutto di marca termitana, poi però si sveglia come d'incanto la formazione di Basile con questo calcio di punizione verso Ferraro, il quale trova la respinta sulla linea da parte di Lucchese, poi attacca con Perry la formazione rossonera e proprio col numero 7 che trova un varco tra le gambe di Perdichizzi, il quale in posa non riesce ad evitare il gol dell'1-2, segna Perry, vantaggio decisamente immeritato per la formazione calabrese che qui perde una brutta palla, consente la ripartenza al Real Termine ancora con Lucchese che cerca le finte, poi Johnny da Sosa trova lo spazio per calciare, rimane fermo Gallo ma la palla esce davvero di pochissimi centimetri. Sempre pochi secondi dopo ci prova il Città di Acri con questa opportunità per Giudice e dopo la respinta di Perdichizzi non riesce Caligiuri a metterla dentro sul secondo tentativo. Poi nel finale di primo tempo un tentativo di uscita di Lucchese viene intercettato proprio da Ferraro che non trova la porta, Perdichizzi resta fermo, viene graziato dal numero 9 avversario e siamo al secondo tempo con il tiro di Paesano subito respinto dal portiere Gallo, poi la palla viene recuperata da Johnny da Sosa il quale cerca un varco per giocarla, trova assistenza in Lucchese che dribbla verso l'esterno ma viene fermato e poi è ancora il Real Termini che qui non riesce a chiudere ed è bravissimo Perdichizzi sul tentativo da parte di Capitan Salerno, dall'altra parte ci prova Johnny da Sosa fermato, poi Lucchese con la palla sul sinistro, apertura per Mantia che con l'esterno destro trova la deviazione decisiva di Ferraro in calcio d'angolo, cresce di possesso in possesso la formazione di casa, qui con Lucchese che calcia col sinistro e trova il gol del pareggio, il gol tanto voluto e tanto cercato dal numero 10 del Real Termini Recogest che trova quasi allo scadere del terzo minuto del secondo tempo la rete del pareggio. Insiste proprio Lucchese, sicuramente il migliore dei suoi nel secondo tempo, a breve vedremo anche un'ulteriore prova della sua grande prestazione, ma qui grande è la parata di Gallo in posa su Mantia. C'è solo una squadra in campo in questa fase del secondo tempo, si tratta del Real Termini, qui con Johnny da Sosa che arma il destro di Mantia, ancora respinge, questa volta in calcio d'angolo Gallo che tiene i suoi a galla, poi l'avanzata, palla al piede ancora dello scatenato Lucchese, il quale tocca largo per Mantia, non riesce a servirlo, era un'opportunità ghiotta, decisamente ghiotta anche l'opportunità che stiamo per vedere per Coutinho Oliveira, il quale arma Ferraro, il quale mette a sedere Perdichizzi ma non trova la porta vuota e si rimane sul 2-2 con un'altra ripartenza mortifera del Città di Acri, questa volta il servizio per Salerno, il quale trova sulla sua strada Gianluca Perdichizzi a mettergliela in calcio d'angolo. 5 minuti alla fine, qui la palla per Johnny da Sosa, la conclusione viene respinta, poi la palla messa in fallo laterale ma l'azione non è finita perché arriva sul pallone Lucchese, la finta, poi la conclusione con il sinistro che bacia la traversa, si perde in fondo al sacco e a poco più di 4 minuti e mezzo dalla fine il Real Termini ritrova il vantaggio grazie al suo giocatore migliore, ovvero sia Vincenzo Lucchese che trova la doppietta, trova il 3-2 e restituisce un po' il sorriso alla sua squadra, anche se poi ci sono
quasi 5 minuti di assalto all'arma bianca con il Città di Acri che gioca con il quinto uomo di movimento, pur trattandosi di Gallo, una serie di occasioni importanti, questa qui per Ferraro che salta per Di Chizzi, cerca Salerno a porta vuota, non arriva il tapin clamoroso a 1,10 dalla fine, poi brutta palla persa da Paesano, c'è Coutinho Oliveira che serve largo Salerno, il quale anziché restituire al compagno cerca la porta, respinge per Di Chizzi, poi una delle ultime occasioni della partita, proprio con il portiere Gallo che calcia la palla, esce di pochissimo per Di Chizzi, forse battuto, ma non c'è più tempo per cercare gli assalti, rimane anche a terra Jonida Sosa, continua a giocare il Città di Acri che batte questa rimessa con 4 decimi di secondo, ma il tempo non basta, vince il Real Termini Recoges, 3 punti d'oro per i bianco-giallorossi, da Sportisili è tutto, alla prossima!